Ultimi check, a parte la terna arbitrale. Calcio d'inizio per il Lynx Latina e si comincia. Anzi no, è da ribattere. Ok, si parte. Subito il Lynx Latina in possesso palla. Cerca questo lancio per Palmegiani che non controlla, ma prende una rimessa. Ora subito Palmegiani al tiro, ricordi, presa sicura, fa ripartire subito Dimash, Micheletto che parte titolare, Bueno, Leleco, Dimash, aspetta il movimento di qualcuno, poi serve Leleco, all'indietro per Bueno, Micheletto, ancora Leleco, Caos che fa girare la palla, ora Dimash, arretrato, scarica Micheletto, ancora Dimash, Mantova fa questo possesso, ora si avvicina alla parte offensiva, Dimash che lascia lì per Leleco al tiro, subito la parata di Menichella, primo squillo del Mantova e poi palla in rimessa laterale. Va alla battuta Dimash che deve arretrare. Ora si può partire. Leleco che gira tutto per Micheletto, difende il pallone, poi cerca di girarsi. Cercato una palla lunga per Bueno, ma Menichella c'è. E ora può ripartire, anzi no, stava per ripartire Lynx Latina, ma Aiello viene fermato da Bueno in copertura. E quindi ancora rimessa per il Mantova. Leleco gira tutto per Dimash, affrontato, scarica per Micheletto, ancora Rabl, poi Leleco, Bueno che si accentra, ancora all'indietro per Micheletto, Leleco, palla per Bueno che la controlla e copre bene, ora Dimash ancora, Micheletto cerca lo spazio, poi serve ancora Dimash che si accentra, lascia lì la palla, poi Rabl copre bene e fa ripartire l'azione del Lynx Latina, la mette in mezzo ma viene fermato, ora Bueno, la palla è per Leleco, troppo lunga, di qualche centimetro, non riesce ad arrivare, numero 5 biancorosso. Qui un contropiede pericolosissimo del Lynx Latina che stava per diventare fatale per la squadra di casa. Ora la palla lunga, Micheletto, Dimash, Micheletto che lascia lì per Dimash, molto bene, ancora Rabl affronta numero 77, poi Dimash lunga per Bueno che aggancia bene, poi si gira, Bueno fermato ottimamente da Cicero, anzi no, da Rabl, scusate. Ora Dimash al tiro, fermata la palla e può ripartire adesso il contropiede del Lynx Latina, ancora Greco, cerca il tiro, ricordi sicuro, poi con calma a partire l'azione, Micheletto, Dimash, Leleco, Bueno, ancora la palla è per Leleco, buonissima Leleco, raddoppiato subito, fa quello che può e guadagna un calcio d'angolo. Andrà alla battuta Dimash, capocannoniere della squadra. Aspetta il movimento dei compagni, poi all'indietro per Micheletto, attenzione, qui con un po' di esperienza diciamo Micheletto riesce a recuperare il pallone, poi rischia ancora il Caos sull'attacco di Palmegiani, poi ancora rischiosissimo, infatti perdono la palla, attenzione, cercato la palla ma Leleco intercetta benissimo su Aiello, poi tenta il tiro ed è gol! Una bellissima azione di Leleco che recupera palla in difesa, si affaccia dalle parti di Menichella e trova questo gol, palo gol, palla imparabile e quindi Caos Mantova in vantaggio dopo 3 minuti. E comincia benissimo questa partita la squadra di casa.
Ora ci si aspetterà una reazione dei nerazzurri. Palla battuta da Rabl, all'indietro per Aiello. Ancora Rabl, rischia tantissimo ma riesce a passare, poi serve bene Greco, ancora Rabl, Greco in mezzo, la palla ed è gol subito di Palmegiani che pareggia subito i conti. Qui Mantova stava ancora esultando probabilmente per il gol fatto dopo neanche 10 secondi. Pareggia i conti Palmegiani. Ora c'è tutto da rifare per il Caos Mantova. Palla adesso in rimessa laterale. Scaldano Mateus, Salas e Iucca intanto. Ora Dimash che si accentra, Micheletto, lascia lì il pallone, bellissima giocata, poi bravo qui giocatore dell'Inx Latina che concede la rimessa. Ora Dimash, Bueno, ancora per Leleco, ora Bueno che si accentra, Leleco, Dimash, la palla è per Bueno che copre bene, poi serve bene Dimash, Dimash e la palla in mezzo e la doppietta di Leleco, bellissimo questo assist. E qui sulla giocata di Dimash applaudono anche gli ospiti. Bellissima l'azione del brasiliano che spiazza prima il portiere, poi serve il tap-in per il numero 5 biancorosso e quindi 2-1 per il Mantova. Nel frattempo è entrato Mateus e ancora Leleco che sembra in grande forma stasera. Ora Bueno, Mateus gira male, non si erano capiti. Chiede scusa Leleco che non ci aveva creduto. Ora Aiello, palla girata ancora a Palmegiani, Bueno contrasta ed è rimessa. Aiello, ora gira per Rabl che cerca di scattare bene, provano a ripartire ma Mateus riesce anche a guadagnare la rimessa. Quindi Salas, ancora Salas, Iucca, Poletto, il neoacquisto del Mantova, cerca subito un lancio complicato, poi Palmegiani la lascia andare e rischia un po' sull'attacco di Iucca. Ora prova la finta ma il campo finisce. Palmegiani, ora Salas, chiamano al centro, proprio Poletto che fa molto movimento e costringe Rabl a buttarla fuori e quindi andrà Salas, anzi andrà Mateus alla battuta. Ora Iucca, Poletto, Iucca, Salas, ancora Poletto, Salas, lascia lì per Mateus, poi qui Mateus rischia tantissimo sull'attacco ma ricordi e poi attenzione Salas, c'è il gol di Salas, 3-1 Mantova sul ribaltamento e qui penso che dovranno ringraziare tantissimo Ricordi che fa un miracolo e permette a Salas di trovarsi davanti al portiere, poi molto bravo nel scartarlo e poi deve solo appoggiarla e quindi 3-1 dopo 5 minuti. Ora è un po' più difficile per il Lynx Latina, si trova sotto 2 gol. Ora attenzione qui all'attacco di Mateus ma si liberano bene, poi Iucca contrasta Rabl e concede la rimessa.
Ora Aiello. Ancora la palla per Greco che se ne va. Iucca però lo blocca e concede il calcio d'angolo. Ora la palla all'indietro per Rabl, ricordi, un ottimo riflesso sul suo palo, poi la palla battuta ancora per Rabl che stavolta spara altissimo. Ora si può ripartire. Mateus. Iucca. Ci pensa, poi Salas. Ora Poletto. Poletto che finta anzi, il colpo di tacco. Ora Iucca. Salas. Iucca. Ancora Salas. Qui la palla rischiosa ma Mateus si libera bene. Ancora Mateus, la palla è per Poletto. Qui buttato a terra ma c'è il vantaggio. Poi Iucca. Palla fuori e adesso potrà intervenire lo staff medico. Ma non ce n'è bisogno perché Mateus si è già rialzato. E entra in panchina. Attenzione, Mateus rientra direttamente. No, si avvicina alla porta degli spogliatoi. Forse ha sentito il dolore dell'infortunio da cui è appena guarito. Adesso sembra comunque che si voglia risedere con i compagni. Nel frattempo Mantova in zona offensiva. Parrell svirgola. Ora Poletto. Poletto che cerca lo spazio. Poi Parrell. Salas. Ora Poletto ma viene fermato. Poi con il fisico benissimo. Ancora Poletto per Iucca. Iucca che sbaglia questo passaggio ma Salas bravissimo a recuperare. Poi per l'arbitro è fallo. Sembrava avesse preso la palla il numero 15 ma l'arbitro non era dello stesso avviso. Quindi Aiello. Greco. All'indietro per Rabl. Ancora Aiello che cerca Greco. La palla è per Palmegiani. Cerca di partire, fermato benissimo da Di Guida. Ora può ripartire Parrell. Buonissimo qui il salvataggio di Greco che in scivolata blocca il mantovano e quindi calcio d'angolo. Parrell direttamente per Ricordi che con calma amministra per Poletto che come abbiamo detto indossa la maglia di Gabriel stasera. Ora Parrell di tacco per Di Guida. La palla è per Poletto che si può liberare. Poletto col cucchiaio. Il palo, che giocata. Sembra abbia voglia di stupire. Giocatore a zero. Neo acquisto del Mantova. Ora attenzione però a Greco che riparte. La mette in mezzo ma triplicato. Non può fare niente se non guadagnare il calcio d'angolo. Ora Di Guida benissimo, fermato da Greco, poi qualche contrasto e alla fine Lynx Latina guadagna la rimessa. Ora Greco cerca di ripartire ma è ancora rimessa Latina. Greco. Ora la palla è per Aiello. Attenzione qui, cercano di ripartire ma Parrell trattenuto da Alemao. Qui poteva starci anche il cartellino. Arbitro che decide per un approccio soft in questa gara. Ora si prepara sul punto di battuta Parrell. Poletto a disturbare. Il numero 22 Menichella. Parrell cerca Di Guida, un po' sorpreso anche lui forse. Ora Poletto con il tacco cerca di dare anche un po' di spettacolo. Adesso il Caos Mantova. Ora Menichella
al lancio bello per Palmegiani che cerca di spizzarla ma non ce la fa, e ora può ripartire Iucca. La palla è per Poletto che cerca ancora di metterla in mezzo con questo cucchiaio, non c'era nessuno però, ora rischiano su questo passaggio la palla, il tiro, ma Ricordi ancora una volta non si fa sorprendere sul tiro di Greco, e quindi calcio d'angolo. Aiello cerca Palmegiani, bravo Iucca sulla volée. Adesso si cambia il vertice, calcio d'angolo. Ancora la palla in mezzo per Palmegiani, bravissimo Parrelli in scivolata, e adesso può ripartire il contropiede ma Greco e poi Iucca blocca il passaggio, quindi riparte il Lynx Latina con Aiello che rischia tantissimo ma con esperienza si prende questo rinvio. 11 minuti e 20 secondi al termine, 3-1 per il Caos Mantova. Ora Lemao, qui Aiello si dimentica del pallone e quindi rimessa per il Caos, zona offensiva. Andrà Iucca e cerca di guida, ribattuta, poi cerca di ripartire Aiello che serve all'indietro Lemao, rischia anche con questo passaggio un po' pericoloso all'indietro. Aiello che sembra un attimo deconcentrato dopo l'errore, infatti viene sostituito. E ora riparte ancora il Lynx. Alemao, palla all'indietro per Menichella, cerca ancora Lemao, controllo complicato, poi Iucca e alla fine Dimash che amministra, aspetta che rientri Leleco per servirlo. Ora ancora Leleco, bella questa palla per Dimash che cerca di girarsi, bisogno di più spazio, alla fine Leleco, la palla scodellata in mezzo per Parrell e alla fine Lynx Latina in affanno concede la rimessa. Ora la palla è per Dimash, ancora Leleco, bella questa azione, poi Leleco il tiro e ancora Menichella. Come stanno giocando stasera, mamma mia, Leleco davvero on fire. Ancora Leleco, la palla è per Parrell che per poco non fa passare la palla in mezzo alle gambe. Ora di guida, la palla è per Dimash in mezzo, alla fine Alemao fa ripartire il contropiede ancora con il Lynx Latina, ma Leleco ancora ferma tutto e poi cerca di ripartire, qui spinta del numero 19, quindi calcio di punizione per il Mantova. Chiara qui la spinta, ora Parrell che discute con Dimash e ora va, anzi lascia la battuta al numero 77 che tira, ma Menichella c'è e poi riparte il contropiede, anzi no, dell'X Latina che chiedevano un fallo su Rabl. Ora di guida Parrell, Leleco, ora Parrell benissimo con questa finta di movimento. Leleco, Parrell, Dimash, ancora Leleco, taglio di guida non visto, ora Parrell però si gira bene, fermato da Palmegiani. Attenzione qui, spinte in area, ancora rischia con le mani Rabl, mentre Parrell a centrocampo scambia con Dimash, poi la palla è per Leleco, ancora Dimash, mamma mia come gioca il Caos Mantova stasera, e sono 4 il gol di Dimash,
che viene ad applaudire. Sentito probabilmente i complimenti. E ora time out. Per adesso veramente Mantova non ha lasciato scampo al Lynx Latina. A volte hanno rischiato su qualche passaggio in verticale, ma c'è da dire che per adesso il Lynx Latina ha capito davvero poco. E Mantova continua a costruire azioni su azioni, e che azioni, sull'asse Leleco-Dimash. Probabilmente l'allenatore del Latina ha chiamato questo time out per dare un po' la scossa. Erano partiti bene anche, poi però sono saliti in cattedra Leleco e Dimash per il Chaos Mantova e per ora c'è stato poco da fare. Tanto mi scuso per l'errore, il portiere è Sportoletti e non Menichella. Ora riparte Micheletto subito per Bueno, Leleco, Dimash, ancora Dimash, Leleco, Micheletto, ora Bueno. Benissimo qua Bueno, ora Micheletto, Leleco, ancora Mantova in possesso palla, ora Micheletto cerca il dribbling, poi Leleco, benissimo per Dimash, ancora la palla in mezzo, qui un'altra bellissima azione che però non è andata a buon fine. Ora Micheletto cerca ancora lo spazio, qui finisce per perdere il pallone e quindi adesso riparte Rabl con questo passaggio dove però non c'è nessuno e quindi rimessa per il Chaos. Va Dimash, Micheletto, Leleco, Bueno, ancora Leleco e ancora Bueno. Ora Dimash si avvicina, ora Leleco che si addormenta sul pallone, può ripartire l'azione dell'X Latina con Palmegiani che non va lontanissimo, ricordi sorveglia la palla con gli occhi e la lascia andare. Ora Leleco, Micheletto che preferisce servire ancora al numero 5, ora Dimash, Micheletto, Bueno, ora Micheletto, ancora Micheletto che cerca lo spazio ma fa fatica a passare di lì, è sempre raddoppiato, ora Dimash che copre bene, poi ancora Rabl con le mani senza però commettere fallo, ora Dimash. Ora riparte però il Lynx Latina, ancora palla all'indietro, rischiosissima, alla fine Palmegiani, ancora Aiello, la palla scodellata ma Leleco c'è e Micheletto può far ripartire l'azione servendo Bueno. Ora Leleco, Mantova che in questa parte di partita sembra stia più amministrando. Ora Dimash però che attacca, ancora Dimash al tiro, non fuori di non molto, ma chiedevano una deviazione, per l'arbitro non c'è niente e quindi può ripartire Rabl al tiro, palla fuori di molto. Stavolta però la deviazione c'è e quindi calcio d'angolo per il Latina. Ora la palla è per Palmegiani che però gliela ruba Rabl,
poi tira male e ora il Caos Mantova può ripartire. Dimash che inciampa sul pallone, ora attenzione Greco, ancora Greco, allarga per Palmegiani al tiro, bloccato, e quindi può ripartire adesso il Mantova con Bueno, che Veronica e poi Dimash di prima, Leleco al tiro, palla fuori di poco. Ancora Mantova che costruisce. Ora riparte Sportoletti, palla lunga, fermato ancora, e ora Dimash in mezzo alle gambe di Greco. Bueno forse non ci ha creduto abbastanza. Ancora un'altra giocata pazzesca del numero 77 che lascia spazio a Salas. Ora Aiello, palla lunga per Alemao. Ricordi sorveglia. Ora Micheletto, anzi no, Salas. Matteus, bellissima questa palla per Micheletto, deliziosa. Micheletto la appoggia, la mette giù, ma poi non riesce a recuperarla, anzi la recupera qui, ma Alemao sbaglia, attenzione, Bueno e qui fallo e giallo per il giocatore del Latina. Che giocata ancora di Bueno. Qui ha fatto un buonissimo lancio Matteus, poi Micheletto ha avuto un po' di difficoltà nel mettere giù il pallone, poi bravo a sua volta a recuperarlo e alla fine Bueno di mestiere con una giocata delle sue si guadagna questa punizione pericolosa. Molto vicini qui alla porta difesa da Sportoletti. Sul punto di battuta Dimash e Bueno. Dimash sembra più intenzionato a batterla, invece parte Bueno che finta. Alla fine Matteus per Dimash di gol, ma per l'arbitro non vale. C'è da ribattere, anzi no, controfallo per l'X Latina che lo spreca così e quindi fa ripartire l'azione del Mantova. Bueno per Micheletto, se la ritrova in mano Sportoletti. Ora ancora un altro errore di Aiello che ormai sembra non esserci più in partita. Il capitano. Ora intanto Matteus sul calcio d'angolo la lascia per Salas che cerca un po' di spazio, alla fine è costretto a arretrare, aspetta Bueno ma serve Ricordi. Qui dribbling di Ricordi e poi lancio che non va, quindi può ripartire ancora il Lynx con Alemao che cerca di partire. Buona serpentina, ancora la palla è per Rabl che tira, Ricordi che riesce addirittura a tenerla in campo e fa ripartire l'azione. Salas, Micheletto lascia lì per Matteus, Salas che se ne va bene, Salas dall'esterno, poi Aiello lo blocca, per l'arbitro non fallosamente. Ora Micheletto, buonissimo gioco di gambe e alla fine si va da Bueno. Matteus, Bueno, Micheletto. Matteus gira ancora per Salas. Bueno che cerca il dribbling, lo sbaglia ma gli ritorna la palla. Fortunato qui. Ora Micheletto gira per Matteus. Ancora il Ciolo Salas. Matteus gira bene per Micheletto, la palla è per Salas che aspetta qualche compagno, poi serve Bueno che cerca lo spazio, palla fuori di poco, ma è calcio d'angolo. Stavolta andrà Micheletto sul punto di battuta, 4 minuti al termine. La palla spiovente per Bueno! Che parata di Sportoletti. Qui tenta il gesto tecnico e poi viene sostituito per Poletto. Sembra abbia voglia di sbloccarsi subito.
Qui Micheletto si guadagna un altro calcio d'angolo, che è però da battere dall'altra parte. Anzi no, alla fine si batte di lì. Micheletto aspetta il movimento, Poletto, Micheletto che la rimette in mezzo. Bello anche questo scambio. Ora Salas, lascia lì per Micheletto, cerca ancora il dribbling e ora però perde il pallone e qui si fa anche male a Aiello. Una serata no per lui. Si rialza e si accomoda in panchina per far posto al Palmegiani. Ancora Dolorante, numero 3 dell'X Latina. Ora Greco che rischia tantissimo, alla fine Alemao. Palmegiani, questa palla un po' difficile, finisce direttamente fuori. Quindi Matteus, Parrell, Matteus che cambia ancora e qui hanno cercato ancora una buona trama. Mantova qui, benissimo Greco che però ha fatto un buon primo controllo col ginocchio, ma poi il campo era finito, quindi riparte Ricordi. Salas, Parrell, Salas, ora Matteus che aspetta il movimento di Poletto. Intanto va in mezzo qui Sportoletti, la butta in calcio d'angolo. Ora attenzione, può ripartire Rabl, ma Poletto all'indietro e poi Salas. Qui benissimo Salas, bravissimo qui a far ripartire Poletto e poi Parrell che cerca di liberarsi su Alemao e alla fine si guadagna il fallo. Ed è ancora time out. No. Anzi no. Semplice calcio di punizione. Ricordiamo che è il quinto fallo per il Lynx. Andrà ora Parrell. A Parrell cerca la gran botta, ma non va. In qualche difficoltà nel recuperare il pallone. Adesso si può ripartire. Palla lunga qui di Aiello che rientra in campo e continua la sua giornata negativa. Ora Iucca, Poletto, Parrell, ancora Poletto che serve benissimo questa palla per Iucca che se ne può andare. Iucca bloccato, poi la palla ancora lì, Parrell e Poletto la deve solo appoggiare e si sblocca anche lui, il nuovo acquisto, e sono 5. Davvero un primo tempo incredibile del Mantova, forse una delle migliori partite giocate dalla squadra virgiliana, almeno uno dei primi tempi più belli. Ora Palmegiani che cerca ancora di ripartire, ma Poletto, serve Iucca e poi Parrell. Iucca che serve ancora Poletto. Aia, qui sbagliato il passaggio, può ripartire Greco, Ricordi, un muro e rimessa laterale per il Lynx Latina. Ora Rabl cerca ancora di liberare il tiro,
non si capiscono bene Rabl e Greco. Qui è giocato ancora peggio il pallone, può ripartire Poletto, ma Aiello fa un buon intervento e può ripartire. Qui la palla benissimo per Palmegiani, ma è stata arpionata da Parrell, che alla fine deve concedere la rimessa. Ora Rabl, Aiello, ancora Rabl, la palla lunga. Sembra che Lynx Latina faccia un po' fatica a attuare gli schemi, qualche incomprensione di troppo stasera, senza nulla togliere al Mantova che sta giocando davvero bene. E ora Iucca, Poletto, ancora Poletto, e qui la maglia si è mossa tantissimo, ma per l'arbitro è calcio d'angolo. Che tecnica, nuovo acquisto. Ora Parrell di controbalzo, molto difficile. 1 minuto e 19 al termine di questo primo tempo. Ora Sportoletti che lancia Palmegiani, che cerca il tiro, ancora questo diagonale che viene riproposto spesso dall'X Latina. Lancio di Sportoletti, palla Palmegiani che da posizione molto difficile deve cercare di segnare. Qui attenzione Parrell che rischia, ma alla fine recupera bene. Poletto adesso, ancora per Parrell, e Poletto la cerca in mezzo, che poi diventa un tiro. Sportoletti c'è, poi il rilancio comodo per Ricordi. Ora Iucca, Poletto, qui bravo Aiello, sembra essersi ripreso dopo qualche minuto. No, e ora Sportoletti, Aiello tenta il lancio lungo tra le mani di Ricordi. 40 secondi al termine. Parrell, la palla è per Poletto, ancora Poletto che si gira bene, buonissima tecnica. Ora di Guida che cerca di liberarsi, era molto difficile, e ora cerca di ripartire Rabl. Buonissima questa palla per Greco, anzi no, troppo lunga. Buona l'idea. Attenzione, qui c'è ancora un giocatore dell'X Latina a terra. Si tratta, penso, di Palmegiani. Sembra molto dolorante. Deve aver subito una botta alla caviglia. Ancora un po' zoppicante. Infatti viene sostituito. Riparte intanto il Mantova con Parrell. 15 secondi al termine. Vedremo se tenteranno l'ultimo affondo. Ora Di Guida. Di Guida che si libera bene. Di Guida cerca di metterla in mezzo. Poi Di Guida, palo. Un altro palo. Sfortunato il Mantova qui. E finisce il primo tempo sul risultato di 5-1. Un grandissimo caos Mantova. Ok, ci siamo. Ben ritrovati. Comunico che le distinte che ci sono state consegnate nel primo tempo erano errate. Ora, dopo un controllo, ci sono i nomi e i giocatori giusti. Tanto può ripartire il secondo tempo.
Micheletto e Bueno sul punto di battuta. Ancora qualche controllo per l'arbitro. Tutto pronto e si riparte. Dimash. Ancora lui, subito per Bueno. Buono questa palla. Ancora Micheletto che si gira bene su Aiello, la mette in mezzo, anzi fa un gol incredibile, un gol pazzesco. Da posizione impossibile. Il gol di Micheletto che timbra il 6-1 per il Mantova. E subito questo secondo tempo c'è il gol che rende il divario ancora più grande tra le due squadre. Ricordiamo che Lynx Latina sta giocando con molti dei ragazzi under 19. Ora Rabl, la palla è per Greco che l'appoggia bene, la mette in mezzo, non arriva nessuno, solo Micheletto che poi serve Dimash. Gira per Bueno. Dimash. Leleco. Ora Micheletto. Ancora Mantova che gira bene il pallone. Ora Leleco. Dimash. Che palla per Bueno. Ancora Dimash. Dimash che fa sedere Sportoletti, che poi alla fine però in qualche modo la spazza e arriva tra le braccia di Ricordi. E quindi riparte il Mantova. Leleco cerca Bueno. Ancora Bueno. Si deve allargare. Serve Dimash che cerca lo spazio per il tiro, poi la palla è per Micheletto che fa un passo di troppo e alla fine deve arretrare tantissimo. Ricordi chiede la palla, si arrabbia un po' con Micheletto. Ancora Greco cerca di sfondare da quella parte. Aiello adesso, la palla è per Rabl che tira, non male questo tiro. Qui chiedono un tocco e infatti Ricordi qui onestissimo, dice ammette questo tocco e quindi calcio d'angolo ancora per il Lynx. Rabl al tiro, questa volta calcio altissimo e ora Bueno cerca Leleco con questa palla. Adesso ricomincia il Mantova con Dimash che lascia lì per Leleco, cerca questa palla in mezzo un po' complicata. Adesso Rabl, Aiello, Rabl uno dei migliori in campo stasera per il Lynx Latina, si avvicina, poi alla fine contrastato da Micheletto, perde il pallone. Dimash in progressione, ancora Micheletto, Micheletto, la palla in mezzo, Bueno cerca lo spazio, tanto qui ancora Palmegiani a terra, probabilmente lo stesso problema che ha avuto nel primo tempo. Qui lamenta una gomitata. L'arbitro non è di questo avviso. Ora Greco all'apertura, palla fuori e quindi ancora caos. Micheletto, Dimash, Leleco, Dimash, Bueno, ancora Bueno che appoggia dietro per Micheletto, Leleco, Dimash, ancora buono questo scambio, Micheletto, la palla in mezzo, Bueno, poi deviazioni, almeno 3 deviazioni e alla fine il Lynx Latina si salva.
Ora Dimash, buonissimo questo contrasto, poi alla fine si deve fermare. E Greco scambia ancora, ma la palla è troppo lunga. Micheletto, Bueno che prova il tiro, palla a lato di poco. Ancora Mantova che crea. Ora la palla è lunga per Palmegiani, ancora questo schema che però sta diventando sempre più difficile, perché penso che anche i giocatori... Oh, attenzione qui però Dimash cerca lo scambio con Micheletto, ma niente da fare. Ora ancora Palmegiani che se ne va bene, tunnel e poi la spara fuori. Che bella azione del numero 17, sfortunato qui. Viene poi sostituito per fare posto ad Annunziata. Ora Leleco, la palla è per Bueno, spostato benissimo senza fallo da Rabl, che poi serve Greco che può ripartire. Greco, Dimash ancora lo ferma e poi Greco ritorna però e blocca il tiro del numero 77. Nel frattempo entra anche Miserina. Andrà ora Dimash sul punto di battuta. Lascia lì per Micheletto. Micheletto poi qui Sportoletti fa ripartire l'azione. Bene per Annunziata, ricordi di testa. Peccato per il primo gol subito di Ricordi, perché sta facendo una partita perfetta il portiere del Mantova. Qui Greco cerca di liberarsi per il tiro, ma palla finisce lontana. Ora Dimash che aspetta, serve Bueno. Leleco, Mateus. Leleco, scambia ancora Dimash, che bella questa palla per Mateus. Mateus che cerca il tocco con l'esterno. Poi la palla è ancora lì, Sportoletti però reattivo. E poi Aiello può far ripartire l'azione. Greco subito attaccato da Dimash, bene qui. Ora bravo qua Miserina, ragazzo dell'Under 19, mostra di avere personalità. E subito la palla è per Greco. Attenzione, Greco cerca di liberarsi, ma ancora Dimash che fa anche il difensore adesso. Tra l'altro la palla è per il Mantova. E nel frattempo entra Iucca. Dimash qui sbaglia, forse il primo errore della sua partita. Se la ride con Poletto che prende il suo posto. Un'altra partita incredibile. Il numero 77 brasiliano. Ora Aiello. La palla è per Miserina che la stoppa. Poi se la porta fuori. Anzi, c'è stato il tocco di Iucca, quindi rimessa. Greco, Aiello, Salas lo aspetta. Aiello prende spazio ancora, poi serve Miserina. Finta il tiro, cerca ancora Aiello. La palla in mezzo, attenzione, si gira. Forse il primo tocco è stato sbagliato da Annunziata. Quindi palla ancora per il Mantova. Mateus, rischiano ancora. Qui Salas commette un'ingenuità, ma Iucca recupera. Chiede scusa. Prima che Milella possa dire qualcosa, Salas aveva già la mano alzata. Ora il tiro ancora di Annunziata, ribattuto. La palla viene lasciata a Miserina. Ricordi. Buono questo tiro. Buona anche la risposta di Enrico Ricordi. Ora Aiello. Miserina ancora. Buona questa palla per Greco, che però non la sfrutta a dovere. Forse un po' stanco Greco, che ha corso per tutta la partita. Ora Salas, Iucca, Mateus. Teus ancora
cerca questa palla per Poletto che se ne va, Poletto al tiro e fracassa la porta. 7-1 Mantova, si presenta bene, ora va a festeggiare anche con i tifosi. Buonissima presentazione per Poletto, giocatore che arriva dall'Eboli, sembra abbia voglia di stupire, arrivato in questa città. Ora Palmegiani che se ne va ancora, disturbato però non può fare altro che buttarla fuori. Ora Matteus che tiene la palla e poi non si capisce. Matteus forse ancora un po' sottotono. Ora la palla è per Palmegiani che prova non so bene cosa. Ora però attenzione, Greco recupera il pallone, Greco, ancora Ricordi, miracoloso. Che parata ha fatto ancora Ricordi. Poi si arrabbia perché sa di aver sbagliato la rimessa. Ora però Rabl ancora. Ora Poletto, ancora gioco di gambe. Fortissimo questo Poletto, ancora se ne va. Poi serve ancora benissimo Jukka. Dribbling incredibile del numero 97. Ancora Poletto, e serve bene Jukka. Poletto, ancora Matteus. A palle per Poletto che poi incespica sul pallone. E alla fine Palmegiani prova a ripartire, qui si guadagna il fallo. Bravo, mettersi col corpo. Mantova che al 13° sembra che abbia già archiviato la pratica. Ora intanto sul punto di battuta Stasino, altro giovane, il vivaio. Qui Matteus benissimo su Palmegiani, poi il tiro di Salas e poi Jukka. E c'è il gol di Jukka e sono 8-1 Mantova che non si ferma più. Si aggiunge al tabellino anche Jukka. Nel frattempo pronto ad uscire Matteus e ad entrare Parrell. Rientra anche Di Guida al posto di Salas. Ora Rabl. Palmegiani al tiro. Ancora un altro tiro velleitario. Ora Parrell. Di Guida. Jukka. Parrell. Di Guida. Parrell. Jukka. Poletto che serve ancora Parrell e poi Di Guida. Parrell ancora, palla morbida, bravo qui Rabl che poi non va tanto per il sottile, la spara alta. Palla in rimessa laterale per il Caos Mantova. 12 minuti e 32 al termine. Qui Jukka fa un velo che però viene intercettato ancora, cerca di ripartire Annunziata ma non ce la fa e quindi Parrell ancora cerca di lasciarlo lì ma viene intercettato. Palmegiani, Jukka. Poi la palla ancora lì, Annunziata la rimette ma non ci arriva Stasino. E quindi ancora rimessa. Ora Poletto, la palla è per Di Guida
cerca di metterla in mezzo, poi può ripartire il contropiede con Palmegiani. Palmegiani ancora al tiro, ma è un copione scritto, ma la palla va fuori e ora Iucca che fa fatica a controllarla, alla fine deve concedere la rimessa. Qui buonissima l'azione, attenzione di Annunziata, Annunziata ancora il dribbling, Annunziata. Personalità il ragazzo. Alla fine si prende un calcio d'angolo. La palla di Rabl, per Rabl anzi, che però viene calciata alta. Parrell, Leleco, Poletto. Qui Rabl ancora con le mani. Poletto inventa una palla pazzesca, poi non continua la corsa e quindi rimessa per il Lynx Latina. Palla di Greco spiovente ma troppo lenta e troppo difficile. Ancora il Mantova al recupero. Leleco. Palle per Poletto che si gira bene, Poletto poi non arriva, si è comunque presentato bene. Nuovo acquisto, intanto Parrell spazza fuori. Andrà ora Stasino, lascia lì per Greco, al tiro, ancora rimessa. Ora Stasino, Greco, Aiello, qui sbaglia e Di Guida recupera e poi serve bene Poletto con questa palla a memoria. Poletto ancora che non fa capire niente a Greco, ancora Poletto, Poletto, che azione che ha fatto ancora Poletto, veramente possiede un dribbling davvero ubriacante. Non hanno capito molto i giocatori del Latina stasera. Ora Parrell, troppo leggero qui e può far ripartire Stasino. Ancora Stasino che cerca Greco, la palla in mezzo, Leleco chiude. Tanto qui fa l'esordio anche, attenzione qui la deviazione di Leleco. La palla è lunga e Dimash la alza bene per Parrell e poi la palla è per Leleco ancora che serve Parrell e qui grandissima parata di Belvisi che lui parte del vivaio, si presenta bene, la palla ancora in mezzo, niente da fare. Ora Dimash al tiro che traversa, clamorosa, che botta di Dimash, un tiro spaventoso. Qui Belvisi avrebbe potuto fare ben poco. E ancora lui, ancora Dimash, la palla è per Parrell che non tira, serve Di Guida che gira su se stesso ma alla fine perde la palla. Quindi attenzione, ora time out. Qui sembra che Lynx Latina secondo tempo farà esordire qualche giovane di buone prospettive. Comunque si è visto qualcosa di buono dal numero 19 Annunziata, il numero 10 Miserina, dal 30 Stasino, anche dal numero 99 Belvisi si trova tra i pali, subito chiamato in causa e risponde subito presente. Qui Milella non è che abbia molto da dire ai giocatori che sono già in campo praticamente. Si danno più indicazioni tra di loro, forse. Tanto finisce il time out.
Secondo tempo comunque con onore per i ragazzi dell'X Latina, tutti molto giovani. Ora Belvisi, Greco che è in difficoltà e alla fine la spazza fuori. Attenzione ora Dimash, Leleco, anzi di guida, Dimash al tiro, stavolta tiro fuori. Non c'è stata deviazione, quindi rinvio. Ora Greco che sbaglia, attenzione, la palla rimane lì ma Rabl chiude. Ora Leleco, Dimash, Parrell, di guida, Dimash cerca il dribbling, chiuso da Stasino. Ora Leleco, Dimash, qui troppo leggero, Greco, ancora ricordi, e poi la palla è per Aiello, la lascia lì, il tiro di Rabl, Parrell che si oppone, e ora di guida, Parrell, Dimash, qui calcione di Rabl che costringe Dimash a tornare indietro, ancora lui, Parrell, Leleco, serve ancora Parrell, cercato il tocco, difficile, ora Greco ma Dimash con un sombrero recupera la palla e poi serve di guida e la palla è per Parrell, stacca dietro Dimash, Leleco sulla fascia, ora recupera la palla Dimash, di guida che aspetta il movimento di Parrell, scarica ancora all'indietro, ora Parrell che è di guida che lascia lì il pallone, pensava forse che Leleco fosse più vicino. Rientrano intanto praticamente tutti i cambi tranne Rabl per il Lynx. Ora Palmegiani, ma Leleco chiude ancora. Sicuramente uno dei migliori, il numero 5 del Caos Mantova. Ora Rabl, no look per Palmegiani che cerca di liberare il tiro. E ancora una volta Leleco. Ora Bueno, entra al posto di guida. Battuta di Chittara, la palla è per Palmegiani. Ora Annunziata che lascia lì per Palmegiani. Ora ancora Chittara che cerca il numero su Dimash ma sbaglia. Adesso Micheletto che la palla è per Bueno e Belvisi con la faccia salva la porta e quindi calcio d'angolo. La palla è per Leleco che si coordina, buona la coordinazione. Infatti si dispera, sa che si era coordinato bene. Ora ancora il Lynx Latina con Annunziata che cerca il cambio di gioco. Riesce a tenerla Chittara ma serve il pallone al Caos Mantova. Ora Dimash, palla un po' indietro per Micheletto che riesce a prenderla. Micheletto, la palla è per Leleco. Ancora rimessa. Palla indietro per Bueno, Dimash, Leleco, Dimash, Micheletto, ancora Dimash che qui bravo Annunziata ma alla fine la palla è ancora del Mantova. Bueno, buono stop, alla fine Chittara recupera, rischia un po' e la palla finisce tra le braccia di Ricordi quando mancano 7 minuti e 15 secondi al termine. Mantova sembra in pieno possesso della gara, in realtà attenzione qui, Dimash con eleganza si prende anche il fallo. Dicevamo Mantova ha sempre sembrato pieno possesso della partita già da
nei primi minuti, a parte il primo affondo dell'X Latina che è andato a segno mettendoli sull'1-1, poi Mantova ha iniziato a creare buonissime azioni e trovare il gol in più di un'occasione. Qui ancora un altro fallo su Bueno, viene caricato, rimane a terra. Si rialza numero 11. Andrà ora Micheletto, quindi Dimash, Micheletto, ancora Dimash. Mantova che sta amministrando adesso, ancora possesso palla nella metà campo, tanto si fa aggressivo il pressing del Lynx. Chittara ancora qui, Dimash cerca una palla incredibile, ma Aiello chiude. Attenzione qui, la palla per Bueno, Bueno cerca una cosa difficilissima. Alla fine la palla va in rimessa laterale. Palla ancora per il Palmegiani che riesce a controllarla sul filo della rimessa. Ancora, invece no, la palla è uscita, secondo l'arbitro. Ancora Mantova che riparte, Dimash, Matteus, lascia lì, e poi Bueno e Micheletto che si libera bene, Murato, e quindi rimessa per il Mantova. La palla è per Bueno che va al tiro, Aiello blocca tutto. La palla è per Matteus stavolta, ma Belvisi fa ancora una buona parata. E quindi calcio d'angolo battuto da Dimash. Bueno lascia lì per Matteus, palla alta, ora Belvisi al rilancio, Matteus, Bueno ancora con lo stop, Bueno, Bueno, Bueno in azione personale, Bueno arriva sul fondo. Fine sbilanciato, non può fare di meglio. Ora può ripartire Annunziata, ma Bueno che chiude e adesso fa ripartire il contropiede con Dimash. Dimash che la mette e Matteus che va in scivolata sulla fiducia e per poco non riesce anche a segnare. Qui Belvisi costretto al rilancio lunghissimo. Farà il suo esordio anche Fontaniello per il Mantova, portiere storico della squadra, presente dalla Serie B. Ora attenzione, Palmegiani, Palmegiani se ne va bene, Palmegiani, Palmegiani, che gol! Il gol dell'8-2, gran gol di Palmegiani, che la mette là all'incrocio. Qui Fontaniello poteva fare poco. Una buonissima azione del numero 17. Nel frattempo viene chiamato il time out. Adesso anche per il Mantova c'è la possibilità di far esordire qualche giocatore che non aveva tanto i minuti nelle gambe, come per esempio appunto il portiere. Giocatori comunque molto sereni quelli del Mantova.
si sono trovati molto stasera a livello di gioco, buonissime le trame viste stasera nella squadra di casa. Si riparte intanto con Caos in possesso palla, Micheletto, Salas, ancora Micheletto, ancora Salas. Mateus gira per Bueno, la palla è lunga per Mateus, Belvisi. Ancora una volta il portierino della squadra nerazzurra ha fatto vedere buone cose, il numero 99. Sicuramente è un prospetto interessante. Ora Micheletto, Bueno che cerca di girarsi, alla fine perde la palla ma la ritrova e quindi Salas in percussione, Mateus, Bueno, Micheletto. Bueno bravo a fare il blocco qui. E ora la palla è per Salas che non la trova, poi Belvisi gli frana addosso, chiede scusa. Ora Rabl, la palla è lunga per Greco, Fontaniello spara fuori e quindi andrà ora Annunziata. Palla è per Miserina, Rabl, Greco che viene colpito al piede e Mateus si prende anche il giallo che poteva benissimo evitare. Troppa foga qui per il numero 16. Diciamo che non ha brillato tantissimo stasera, non è stato tra i migliori Mateus. Partita buona ma adesso arrabbiatissimo per questo giallo che probabilmente causa molto fastidio, che sa che è stato un po' ingenuo. Ora Rabl al tiro e poi Fontaniello qui ha rischiato Mantova. Ancora Salas, bella questa palla ma Rabl c'è e Poletto ministra il controllo, poi recupera la palla, ancora lì Poletto, Belvisi ancora e adesso può ripartire il contropiede. Greco, altissima. Tanto qui giallo per Annunziata. L'arbitro aveva fatto proseguire per il vantaggio ma poi non si è dimenticato del giallo. Tre minuti e 29 al termine. Tre falli pari. Si può ripartire. Fontaniello subito per Poletto e la tiene ancora Salas, niente da fare. Aiello cerca di ripartire, se la porta fuori, quindi ancora rimessa Caos. Ora Poletto, ancora Poletto cerca Micheletto che torna indietro, poi aspetta rimorchio di Salas che alla fine lascia ancora lì per Micheletto. Poletto lascia lì per Micheletto, Mateus, Micheletto, la palla è per Poletto, ancora Poletto cerca lo spazio, bloccato, poi Micheletto calcia male e alla fine però guadagna una rimessa. Ora Mateus lascia lì per Salas, la palla ancora per Poletto, alla fine Rabl fa un ottimo intervento e salva la porta, poi il tiro, niente da fare e può ripartire adesso il Mantova con Poletto. Poletto in percussione, palla fuori di poco. Ma buonissima la partita stasera
del numero 97, che ha fatto vedere di avere buonissime qualità a livello di dribbling, di controllo palla. Ora Micheletto, Poletto che la lascia lì, bravo qui Miserina, poi sbaglia però il passaggio, quindi Matteus, Poletto ancora, la palla in mezzo, non viene capita, quindi ancora Matteus, 2 minuti al termine, Salas copre, Poletto allarga ancora per Micheletto e va in centro, ora Salas che se ne va, Salas, Matteus, ora Micheletto che cerca lo spazio per il tiro, Micheletto! 9-2. E qui un'altra bellissima conclusione. E quindi sono 9 adesso. Mantova che tiene le 7 lunghezze di vantaggio. Ora si riparte. Nel frattempo fa il suo esordio anche la Torre, eccolo che tocca il primo pallone. Entra in campo un altro canterano. Ora la palla è per Poletto, attenzione, Poletto si gira bene, Poletto ancora. E poi alla fine lascia la palla all'indietro per Salas. Micheletto. Salas. Matteus. Cerca qui la palla bellissima e qui Micheletto forse non ci ha creduto, pensava che sulla scivolata di La Torre la palla non sarebbe arrivata. Alla fine controlla male, ora La Torre. La palla è lunga per Miserina che corre, Fontaniello di esperienza si guadagna la rimessa. 1 minuto al termine. E Mantova che quindi consolida la sua posizione tra le prime 8, aggiungendo un altro tassello importante a questa stagione. Ora intanto qui tunnel e poi il tiro, Fontaniello che partecipa anche lui. Ora Salas, la palla è per Poletto, Poletto che lascia lì e Palmegiani si guadagna anche la rimessa. Ora entra anche Rango per il Lynx. Intanto la palla è per Miserina, Miserina, Fontaniello copre tutto e poi fa ripartire l'azione. 27 secondi al termine. Salas, Micheletto, Mantova sembra voglia provare un altro affondo, Micheletto e poi Salas trova il gol anche lui. 1-2 con Poletto e quindi sono 10 e probabilmente la partita si chiuderà così sul 10-2 quando mancano 16 secondi al termine. Un Lynx Latina che comunque, nonostante il fatto che sia decimato, ha giocato una partita d'onore. Qui finirà così. Buonissimo il fair play qua. Intanto però il Mantova in questo modo chiude il girone d'andata tra le prime 8